Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Vicino è il Signore, venite adoriamo. Dalle colline scorrerà latte e miele, perché verrà un grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. Vicino è il Signore, venite adoriamo. Alla venuta del Signore degli eserciti, il Santo di Israele, verrà con grande potenza e regnerà in eterno e illuminerà gli occhi dei suoi servi. Vicino è il Signore, venite alla venuta del grande Re purifichiamo i nostri cuori per camminare nella giustizia incontro a Lui. Ecco viene il Signore a visitarci nella pace. Vicino è il Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Chiediamo davvero al Signore oggi il dono della gioia, di riconoscere la Sua presenza nella nostra vita, il dono della gioia di riconoscere la sua provvidenza e il suo amore per noi, poter essere qui oggi e celebrare questa Santa Eucaristia. E chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, Padre, perché coloro che si rallegrano per la venuta del tuo Figlio unigenito nella nostra carne possano giungere al premio della vita eterna quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto, o mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Esultate giusti nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Cantiamo al Signore un canto nuovo, lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Alleluia, alleluia, O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino danzò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha danzato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo Vangelo della visitazione, la visita che Maria compie da sua cugina Elisabetta, è sottolineato la gioia. Don Ottavio ha messo in evidenza: il bambino danzò di gioia nel mio grembo. Chi ha fatto l'esperienza della maternità, della gravidanza, sa quante volte il bimbo nel grembo si muove. Qui c'è un qualcosa di particolare. Il bimbo nel grembo di Elisabetta, quello che sarà Giovanni il Battista, percepisce, sente l'arrivo del Messia che è nel grembo di Maria. Qualcosa che forse noi non riusciamo a spiegarci, ma c'è qualcosa di fondamentale. L'arrivo di Maria in casa di Elisabetta, Maria, abbiamo ascoltato ieri, ha ricevuto e creduto all'annuncio dell'angelo, che sarebbe stata la madre di questo discendente di Davide, il Messia, l'Emanuele. Maria si alza e va in fretta verso la città dove abita Elisabetta. Va in fretta, certamente possiamo pensare, per servire sua cugina, ma oggi e domani ancor di più scopriremo che questa fretta è la fretta della gioia di chi porta una notizia: sto aspettando un bambino, e va a trovare la sua cugina, di cui ha saputo che nelle condizioni di vecchiaia, di sterilità, anche lei sta aspettando un bambino. E quindi la gioia di condividere la maternità. Una maternità che per Maria è una maternità particolare. Anche lei non so fino a che punto abbia capito tutto quello che significava aver detto quel sì all'Arcangelo Gabriele. Ma quel sì di Maria all'Arcangelo Gabriele è stato il punto di inizio di una storia che è un compimento. C'è un'attesa del popolo di Israele nei confronti del Messia, c'è un compimento che si realizza attraverso il sì di Maria, e poi la storia che inizia per questo bambino nel grembo di Maria di cui stiamo per celebrare il Natale, il ricordo della sua nascita. Maria si presenta, Elisabetta esulta e riconosce che Maria è la benedetta. Benedetta tu fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del Signore venga da me? Queste parole fanno pensare a quello che è accaduto quando il re Davide ha portato l'Arca dell'Alleanza verso Gerusalemme. E l'esultanza del popolo nel vedere l'Arca, che è la presenza del Signore, avviarsi verso la città santa. L'esultanza di Elisabetta, che sente che è Maria, potremmo dire, l'Arca della nuova alleanza. E anche questa esclamazione: a che debbo che la madre del Signore venga da me? È un'esclamazione che anche Davide dice quando sta portando l'arca verso Gerusalemme. Bene, anche oggi viene incontro a noi la Vergine Maria per donarci il suo figlio Gesù. E questo dovrebbe provocare anche in noi la gioia, una gioia di sapere che è vicino e che noi possiamo ricevere il motivo vero della gioia, che è Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. E anche noi esultare di gioia che si realizza grazie al motivo di questa gioia. Non è una semplice allegria, festeggiamo il Natale, facciamo festa, no, è gioia. È un frutto dello Spirito Santo. Il bambino di Elisabetta riconosce che in questo bambino che porta lei nel grembo, Dio sta operando, come sta operando nel grembo di Maria.
E ci dice qual è il segreto per raggiungere questa gioia. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Quello che si compie in Maria è legato alla sua fede. Credere in ciò che il Signore le ha detto. E saremo anche oggi noi beati se crederemo a quello che il Signore oggi ci ha detto, nell'adempimento di quello che il Signore ci ha detto, nella gioia che ci dona la presenza di Cristo in mezzo a noi, non solamente attraverso la sua parola, ma soprattutto con il suo corpo e il suo sangue. Che possiamo avere anche noi oggi questo atteggiamento di riconoscere il Signore che viene a visitarci e ogni giorno viene a visitarci, si fa presente in mezzo a noi, e di ricevere tramite di Lui la benedizione e la gioia che dà senso alla nostra vita, che ci permette di affrontare poi anche momenti di difficoltà, ma con una serenità che non viene da noi, ma nel fidarsi del Signore e della sua parola di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nello Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, render grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Franco, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di accostarci al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai divini misteri, o Signore, sia per il tuo popolo continua difesa, perché nella piena obbedienza alla tua volontà ottenga in abbondanza la salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Madonna di Cestokova, 155. C'è